O fattorino in bicicletta, dove corri con tanta fretta, corro a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. O fattorino, corri diritto, nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto: mamma, non stare in pena se non ritorno per la cena. In prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso, con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città: vogliamo pace e libertà, ma di una cosa mi rammento, che sull'A non ho messo l'accento. Perciò ti prego, per favore, va tu a correggere quell'errore, e un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia. Ai vetri della scuola stamattina l'inverno strofina la sua schiena nuvolosa, come un vecchio gatto grigio con la nebbia fa i giochi di prestigio. Le case fa sparire e ricomparire, con le zampe di neve imbianca il suolo, e per coda ha un ghiacciolo. Sì, signora maestra, mi sono un po' distratto, ma per forza con quel gatto, con l'inverno alla finestra, che mi ruba i pensieri e se li porta in slitta per allegri sentieri. Invano io li richiamo, si saranno impigliati in qualche ramo spoglio, o per dolce imbroglio chiotti chiotti fingon d'essere merli e passerotti. Anche i grandi a scuola vanno tutti i giorni di tutto l'anno. Una scuola senza banchi, senza grembiuli né fiocchi bianchi. E che problemi quei poveretti a risolvere sono costretti. In questo stipendio fateci stare vitto, alloggio e un po' di mare. La lezione è un vero guaio, studiate il conto del calzolaio. Che mal di testa il compito in classe, c'è l'esattore, pagate le tasse. Signori e buona gente, venite ad ascoltare un caso sorprendente andremo a raccontare. È successo a Milano e tratta di un dottore che è caduto nel video del suo televisore. Con qualsiasi tempo, ad ogni trasmissione, egli stava in poltrona a guardare la televisione, incurante dei figli e della vecchia mamma. Dalle 16 a mezzanotte non perdeva un programma. Riviste, telegiornali, canzoni oppure balli,
romanzi oppur commedie, telefilm, intervalli, tutto ammirava, tutto per lui faceva brodo, nella telepoltrona piantato come un chiodo. Ma un dì per incantesimo o malattia, che ne dite, non può darsi che avesse la televisionite. Durante un intervallo con la fontana di Palermo decollò dalla poltrona e cadde nel teleschermo. Ora è là in mezzo alla vasca che sta per affogare, parenti, amici in lacrime lo vorrebbero aiutare. Chi lo tira per la cravatta, chi lo prende per il naso, non c'è verso di risolvere il drammatico telecaso. Andrà in Eurovisione, diventerà pastore di quei greggi di pecore che sfilano per ore. Riceverà i malati da quella scatoletta. Come farà dopo la visita a scrivere la ricetta? Ma tra poco purtroppo la trasmissione finisce e se il video si spegne il misero dove finisce? Fortuna che il suo figliuolo studioso di magnetismo per ripescarlo escogita un abile meccanismo. Compra un altro televisore e glielo mette davanti. Il dottore ci si specchia e dopo pochi istanti per forza d'attrazione schizza fuori da quello vecchio e già sta per tuffarsi nel secondo apparecchio. Ma nel momento preciso che galleggia nell'aria, più veloce di gabbiano o nave interplanetaria, il figlio elettrotecnico svelto di mano e di mente spegne i 2 televisori contemporaneamente. Cade il dottor per terra e un bernoccolo si fa. Meglio 100 bernoccoli che perdere la libertà. Se comandasse Arlecchino il cielo sai come lo vuole, a toppe di 100 colori cucite con un raggio di sole. Se Gianduia diventasse ministro dello Stato, farebbe le case di zucchero con le porte di cioccolato. Se comandasse Pulcinella, la legge sarebbe questa: a chi ha brutti pensieri sia data una nuova testa. Filastrocca vola e va dal bambino rimasto in città. Chi va al mare ha vita serena e fa i castelli con l'arena. Chi va ai monti fa le scalate e prende la doccia alle cascate. E chi quattrini non ne ha, solo resta in città. Si sdraia al sole sul marciapiede, se non c'è un vigile che lo vede, e i suoi battelli sottomarini fanno vela nei tombini. Quando divento presidente faccio un decreto a tutta la gente. Quando divento presidente faccio un decreto a tutta la gente. Ordinanza numero 1: in città non resta nessuno. Ordinanza che viene poi: tutti al mare, paghiamo noi. Inoltre le Alpi e gli Appennini sono donati a tutti i bambini. Chi non rispetta il decretato va in prigione di filato. Un signore molto piccolo di Como una volta salì in cima al Duomo, e quando fu in cima era alto come prima quel signore tanto piccolo di Como.
C'era un re di nome Federico che andò in guerra e cercava il nemico, ma il nemico era andato a comprare il gelato infischiandosene del re Federico. Nemico, nemico, vieni fuori che ti aspetto. Adesso no, finisco il sorbetto. Vieni fuori che ti aspetto con la spada e con la lancia. Adesso no, perché ho il mal di pancia. Re Federico, per la disperazione, buttò la corona e andò in pensione. Io so i colori dei mestieri, sono bianchi i panettieri, s'alzano prima degli uccelli e han la farina nei capelli. Sono neri gli spazzacamini, di 7 colori son gli imbianchini. Gli operai dell'officina hanno una bella tuta azzurrina. Hanno le mani sporche di grasso, i fannulloni vanno a spasso. Non si sporcano nemmeno un dito, ma il loro mestiere non è pulito. Io so gli odori dei mestieri, di noce moscata sanno i droghieri. Sa d'olio la tuta dell'operaio, di farina sa il fornaio. Sanno di terra i contadini, di vernice gli imbianchini. Sul camice bianco del dottore di medicine c'è un buon odore. I fannulloni, strano però, non sanno di nulla e puzzano un po'. Pescatore che vai sul mare, quanti pesci vuoi pescare? Posso pescarne una barca piena con un tonno e una balena, ma quel ch'io cerco nella rete forse voi non lo sapete. Ma quel ch'io cerco nella rete forse voi non lo sapete. Cerco le scarpe del mio bambino che va scalzo, poverino. Proprio oggi ne ho viste un paio nella vetrina del calzolaio, ma ce ne vogliono di sardine per fare un paio di scarpine. Poi con 2 calamaretti gli faremo i legaccetti.
dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno, è come un ponte imbandierato e il sole vi passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu, però lo si vede, questo è il male, soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente. Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe una festa, sarebbe una festa per tutta la terra, fare la pace prima della guerra. Conosco un ragioniere a dondolo, in banca fa il cassiere, in tram legge il giornale, non è un tipo speciale, bassotto e un po' pelato, con pancetta e panciotto, ce n'è di ragionieri più belli per il mondo, dottori ed altra gente dall'aspetto imponente, ma che ne sa la gente se uno è solamente un ragioniere oppure è un ragioniere a dondolo? È in casa che si vede se uno ha un bimbo biondo che si arrampica in groppa al suo bel babbo a dondolo e insieme galoppano fra il tinello e il salotto senza darsi pensiero dell'inquilino del piano di sotto. Strocca del bimbo malato, con il decotto, con il citrato, con l'arancia sul comodino, tagliata a spicchi in un piattino. Per tutti i mali di testa e di pancia, sul comodino c'è sempre un'arancia, tra un confetto ed un mentino, per consolare il malatino. Viene il dottore, vediamo cos'è, e ti fa dire 33. Di sera viene la sera, viene la mamma leggera, leggera, e succhiando la sua menta il malatino s'addormenta. E succhiando la sua menta il malatino s'addormenta. Se io fossi il padrone del treno, certe sere quando è pieno, certe sere piovose e grigie che i bimbi dormono sulle valigie, e tu vedi solo un fagotto ma un piccolino nel suo cappotto, e un marinaio sul pavimento dorme e sogna il suo bastimento. Io biglietto o non biglietto li manderei tutti in vagoneletto, darei loro una bella cabina
con la cuccia pulita e caldina, e a cullarli ci penseranno le ruote che vanno, che vanno, che vanno, e a cullarli ci penseranno le ruote che vanno, 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 che
Filastrocca impertinente, chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non s'avvicina, chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto, e chi non parte in verità in nessun posto arriverà. Premiato cacciatore cerca impiego in granaio, vegetariano scapolo cerca ricco lattaio. I gatti senza casa la domenica dopo pranzo leggono questi avvisi più belli di un romanzo. Per un'oretta o due sognano ad occhi aperti, poi vanno a prepararsi per i loro concerti. Bella è la neve per l'uomo di neve, che ha vita allegra anche se breve, e in cortile fa il bravaccio, vestito solo d'un cappellaccio. A lui non vengono i geloni, i reumatismi, le costipazioni. Conosco un paese in verità dove lui solo fame non ha. La neve è bianca, la fame è nera, e qui finisce la tiritera. Ho conosciuto un tale di Macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche però sono posti tranquilli, marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte e per la pianura in cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca d'Acqua Pendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli niente. È ancora lì che gira, un impiego non l'ha trovato, sa un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato. Ho conosciuto un tale di Vignola, che aveva 3 cappelli e una testa sola, e girava per il monte e per il piano, con un cappello in testa, gli altri 2 uno per mano. Un giorno che pioveva incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. Ecco, disse quel tale, il mondo è tutto sbagliato, a me 3 cappelli, a lui il capo bagnato. E andando per la sua strada, mentre fischiava il vento, quel signore con 3 cappelli era molto malcontento.
in ogni cosa, nel legno del tavolino, nel bicchiere, nella rosa. La favola sta lì dentro da tanto tempo e non parla, è una bella addormentata e bisogna svegliarla. Ma se un principe o un poeta a baciarla non verrà, un bimbo la sua favola invano aspetterà.